Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cordiale saluto gentili amici, ben ritrovati a questo primo appuntamento live odierno su friulitv.net. Chiaramente aggiornamenti di cronaca accaduti in Friuli Venezia Giulia nelle ultime ore. Partiamo da un incidente stradale questa mattina verso le 7:30 lungo viale Palmanova Udine nei pressi della rotatoria che conduce verso la zona non aria del Partidor. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale, del comando comunale udinese, un'auto è finita contro un mezzo pubblico in transito dalla SAF dopo aver completamente distrutto lo spartitraffico. Nel violento impatto la persona alla guida ha riportato ferite, è stato trasportato all'ospedale cittadino fuori pericolo di vita. Illeso l'autista dell'autobus. Per fortuna il mezzo pubblico era fuori servizio, senza persone a bordo. Disagi alla circolazione visto l'ora di punta. E adesso ci trasferiamo sulle Alpi, sulle Dolomiti Friulane, perché i Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino e Guardia di Finanza al lavoro ieri sera nei boschi del Passo Pura in Carnia per la ricerca di 2 disperse durante un'escursione guidata. Le 2 donne avevano perso il gruppo sbagliando il sentiero. Grazie alla professionalità di tutti gli uomini in campo, verso le 22:30 le 2 sono state rintracciate e riportate sane e salve a valle. Giornata comunque di lavoro per il soccorso alpino sulle montagne friulane, perché 3 alpinisti sloveni, 2 ragazze e un ragazzo di Lubiana sulla Trentina, sono stati tratti in salvo nel pomeriggio sulle Giulie. Nonostante fossero partiti alle 6:20 del mattino per compiere la scalata del difficile spigolo dei Peters, una via molto impegnativa, si sono ritrovati stremati e disidratati ancora in parete ad ora tarda. L'uomo ha raccontato di aver tentato invano una via d'uscita dalla via per abbreviare i tempi di rientro senza riuscirvi. Il tecnico dell'elisoccorso è stato calato con il vericello una prima volta per recuperare in un primo tempo una delle 2 alpiniste. Una volta riportata a valle, questa è sbarcato con lei il medico di bordo. Non vi erano per fortuna problemi sanitari per avere uno spazio in più nel velivolo. Con una seconda rotazione il pilota si è portato sul posto davanti alla parete e ha calato nuovamente il tecnico affinché recuperasse gli altri 2 con un'unica vericellata. Gli alpinisti, una volta sbarcati al campo base, sono poi stati accompagnati dai soccorritori alle loro auto, sani e salvi. E sempre nella giornata di ieri il lavoro, come detto, impegnativo per gli uomini del soccorso alpino, perché soccorsa in un secondo intervento una donna infortunata lungo il sentiero nuovo che scende dal rifugio Pellarini. Infortunata veniva raggiunta dai soccorritori e imbarellata per essere trasportata a spalle con l'aiuto di corde di sicurezza in circa 2 ore di cammino a valle. Non note le generalità e l'età della donna, comunque residente in regione. Consegnata all'ambulanza con probabile frattura ad un arto, è stata successivamente poi trasferita in ospedale per le cure mediche. Ecco, questo è tutto, grazie come sempre per la visione e l'ascolto, ulteriori aggiornamenti sul nostro sito www.friulitv.net, con il live torneremo più tardi, oggi anche con uno speciale dedicato a un'importante iniziativa culturale che prenderà il via in Friuli, Venezia, Giulia. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto e buona giornata a tutti. Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere.